Carissimi, buona giornata a tutti voi. Mi trovo proprio al centro della nostra città di Gemona del Friuli. E qui siamo proprio Piazza Garibaldi. Ecco, la prima cosa che voglio farvi vedere, voglio farvi sentire questa fontana, quest'acqua che scorre. Non è sempre aperta l'acqua. Durante l'estate forse c'è stato quel momento di crisi. Oggi però troviamo che l'acqua veramente scorre con il suo dolce mormorio, un mormorio leggero che entra nel cuore e nell'anima. Parlavo di un mormorio leggero ricordando un famoso brano del profeta Elia, quando va sul monte dopo essersi, scoraggiato della sua situazione, della sua storia. Ecco, va sul monte e vuole cercare Dio, però non nel rumore sfolgorante del terremoto, non nel fuoco, ma nel mormorio leggero. Sente la voce di Dio. Ecco, questo mormorio dell'acqua è davvero una terapia per l'anima e per il corpo. E nell'acqua troviamo la figura di una piccola ninfa su cui scorre l'acqua di questa fontana. Sto un po' girando attorno a questa fontana che è proprio al centro della nostra città di Gemona. Ecco, vedete qui appunto la piazza Garibaldi, vedete anche delle bandiere rosse che ricordano che la scorsa domenica c'è stata la festa dei donatori di sangue, questa associazione molto preziosa. Ed ecco qui il busto del grande patriota Giuseppe Garibaldi, a cui è dedicata questa piazza. E al centro della fontana c'è anche questa immagine del sommo poeta per comprendere che qui a Gemona c'è stato questo percorso della Divina Commedia, Divina Gemona. E dalla piazza la strada continua su via Carlo Caneva, dove ci sono anche le poste, dove ci sono alcuni bar e dove soprattutto c'è anche l'Università delle Scienze Motorie, ecco qui, per i nostri giovani. Ecco appunto la freccia che porta l'Università delle
scienze motorie. E come vedete siamo proprio qui in questa ex chiesa. Era la chiesa della Madonna delle Grazie, che è stata ricostruita soltanto in parte. Ora non è più chiesa, ma in questo momento è, come vedete, la prima tappa del nostro itinerario sulla Divina Commedia su Dante Alighieri. E proprio qui la famosa frase della terza cantica dell'Inferno: lasciate ogni speranza, voi che entrate. E dicevo, all'interno, per così dire, di questa ex chiesa, come vedete, si chiama il sedime della Madonna delle Grazie, e vedete tutto preparato per qualche serata, qualche spettacolo culturale nella nostra città di Gemona. Ecco quelle che erano le mura della chiesa, ora rimangono così. E sono finalmente salito nella parte di quella che era l'abside della chiesa. Vedete tutto preparato con le sedie per qualche recita, qualche concerto musicale o per qualche incontro culturale. Bene, da qui, dalla nostra città di Gemona, in quella che era la chiesa della Madonna delle Grazie, dopo aver visto insieme la parte centrale della nostra città di Gemona con la fontana, via Caneva, ecco, da questo luogo, in questa giornata ormai alla conclusione del mese di settembre, un carissimo saluto a nome anche dei miei confratelli stimmatini, padre Giuliano e padre Luigi Lanzilli. Bene, buona giornata a tutti, buona settimana e buon inizio del mese di ottobre. Mandi, carissimi.